La lasagna di Pietro Oreto, legge Gennaro Sansone. Com'è bella rindorosa, rossa, rossa e chi ne casa, la volesse ranoasa, ma lo pensi ma mangiare. Mette mieta da volerla, o si insegna una toaglia, piano piano mo ma taglia, che profumo mamma, di che trovi un marola, con mazzecca con prosciutto, s'arravoglio con ciore latte, con sta crema rossa, a ricotta e di Montello, prosciutto e da montagna, mo che mangia sta lasagna, per 100 anni a già campato. Ma chi è che sta trasendo? Sua portiera, una consiglia, suo cuciccia con mia figlia, vi vogliamo salutare. Ah, partite? Che peccato. Io pensavo proprio a voi. Sta lasagna qua e noi ci poteva soddisfare. Certo, al cane il vostro ciccio, la lasagna gli fa male, non è cosa per animale. Voi state per partire. Non mi che, state tranquilla. Vi ringrazio del riguardo. La prendiamo un po' più tardi il diretto per Milano. Perciò fate cosa vostra. Non pensate pure a noi. Sta lasagna solo voi la dovete consumare. A me basta una pelluccia, a mia figlia una fettina, a Cicciotti e Cagnolino solo all'ultimo si dà. Senta la porta, ancora nato, sta trasenda. Quale onore e Don Beppo Cosatore con la dolce sua metà. O pensiero mi diceva, ma non Beppo qua moglie, ci aspettamo e buonasera, ci vogliamo arrecreare. Non mi che siamo venuti solamente di passaggio, accettiamo un po' di assaggio perché siamo per partire, pure voi. Ma questa è strana, questa è una combinazione, non trovate la stazione ed è giusto a venire qua. Non mi che voi mi capite, per rispetto e discrezione ho lasciato nel portone i miei figli tutti e tre. Se decide, i piccirini stanno tutti fuori la porta, io sono a buona sorte. Ma ci sono trasite e sono belli tutti in fila, Marchetiello, Cina e Pietro, con la cupola di San Pietro, sta lasagna aveva, era bella rindorosa, rossa, rossa e chinecasa, mi è rimasta sotto un naso sulla dorrura.